questa interrogazione nasce dagli ultimi eventi che ovviamente riguardano la Venezia-Trieste, perché lunedì sul sito del Ministero della Transizione Ecologica e sul sito della Commissione Tecnica Vie è stato pubblicato un nuovo progetto che riguarda la linea Venezia-Trieste, linea ferroviaria, denominato appunto potenziamento della linea con i posti di movimento e le varianti di tracciato. Sulle varianti di tracciato che riguardano questo progetto presentato, non solo non c'è riferimento alla variante di Latisana, e devo dire per fortuna, ma la variante di Latisana non viene nominata neanche nelle opere future, a differenza dell'altra variante che ha fatto discutere anche questo Consiglio regionale più e più volte, che è quella di Ronchi-Aurisina, che invece viene ancora nominata. Allora, siccome, come è scritto nel titolo, RFI pare già aver fatto la doppia scelta, quella di abbandonare Latisana da una parte, ma mantenere in vita le gallerie dall'altra, noi, si ricorderà Assessore, non più tardi di un mese fa, abbiamo chiesto a questa Giunta di dire di no in ogni forma alle gallerie sul Carso e avete bocciato il nostro ordine del giorno, tant'è che RFI va avanti e continua imperterrita anche in quella direzione. Quindi io, siccome sui 513 documenti presentati al Ministero, e le dico la verità, non me li ero letti ancora tutti a 5 ore dal deposito dell'interrogazione, ma un po' li ho letti, c'è nell'elenco degli elaborati presentati al Ministero anche il calcolo della spesa sommaria. Questo documento è stato riservato. Ora, visto che dobbiamo fare la valutazione impatto ambientale, io credo che quantomeno dovremmo sapere quanto costa l'opera. Infatti è una delle domande che abbiamo posto a lei per sapere se la Regione sa quello che è l'ammontare dei lavori che verranno eseguiti sul suo territorio. Grazie Presidente. Grazie. Prego Assessore. 3 Grazie minuti. Presidente. Il progetto di potenziamento tecnologico per l'utilizzazione della linea Trieste-Venezia riguarda un'opera ovviamente di interesse nazionale e quindi ovviamente a livello ministeriale e governativo ministeriale. La Regione, in considerazione della significatività delle opere previste, ha proposto e condiviso con le altre regioni la necessità che le strutture commissariali coinvolgono i territori nella fase progettuale. Cioè abbiamo sempre detto, quando fate qualcosa, di dirci. Individuare il dettaglio, le localizzazioni delle nuove opere e via dicendo. In coerenza con quanto sopra a livello locale, a fine di favorire la conoscenza degli interventi previsti da parte delle amministrazioni comunali interessate e la valutazione da parte di RFI di proposte alternative e migliorative formulate dagli enti locali, l'assessorato già al momento ha promosso definizione di progetti e la fattibilità tecnico-economica tra l'amministrazione e RFI locali nell'ambito di una gestione proattiva sul tema. Cioè abbiamo fatto una serie di incontri assieme a RFI e anche gli enti locali. In tal contesto, a seguito delle interlocuzioni promosse dalla Regione tra RFI e l'amministrazione comunale, la variante di Latisana è stata dalla stessa RFI concordemente temporaneamente sospesa dall'iter progettuale, in attesa della ricerca e definizione di una soluzione che veda la condivisione del Comune di Latisana. Tale intervento non risulta pertanto compresa nell'attuale procedura di VIA. Riguardo al tema dei tempi di percorrenza, rispetto ai dati già resi disponibili nell'ambito della presentazione dell'intervento complessivo in quarta commissione, non vi sono al momento variazioni stante la situazione descritta. Per quanto riguarda il quadro sommario della spesa, non pubblicato in questa fase, in quanto non previsto dalla procedura di VIA, in linea di massima dalle informazioni acquisite per le vie brevi in RFI o con RFI, i costi delle opere possono essere ritenuti paragonabili a quelli presentati nel 2020, all'attenzione della quarta commissione. Un maggiore affinamento sarà reso disponibile ovviamente col progetto definitivo. Confermo che l'amministrazione regionale, l'ufficio della direzione centrale, infrastrutture, eccetera, eccetera, proseguiranno l'attività di coordinamento e di interlocuzione tra Comune, RFI, eccetera, eccetera. Sappiamo benissimo che la prossima settimana abbiamo l'udienza anche in commissione di RFI, quarta commissione, quindi sarà un'ulteriore occasione per capire com'è la situazione. Prego, consigliere Sergo.
2 Sì, minuti. io ringrazio l'assessore. Fa piacere, tra virgolette, sapere che la Regione sapeva della temporanea sospensione, potevate anche dircelo, ma il problema mio, ma non è il mio problema, assessore, ma sarà evidentemente di qualcun altro, è che siccome, come ho detto, la variante Latisana non è prevista né negli interventi puntuali, né nel potenziamento tecnologico, né nella soppressione di 27 passaggi a livello, né nelle varianti di tracciato fuori sede, di cui nei documenti presentati e pubblicati lunedì si nominano per filo e per segno quelli che saranno i lavori previsti dal potenziamento di 1,8 miliardi e la variante Latisana non c'è. Io le dico solo una cosa e lo ribadiremo anche ovviamente a RFI se verrà in quarta commissione: se quella variante ritorna in qualche documento ufficiale, visto che al momento è stata esclusa, è solo perché qualcuno gliel'ha chiesto. E quindi a quel punto, e ovviamente non può essere RFI, perché sennò RFI lasciava nuova variante di Latisana come ha lasciato Ronchi Auresina. Poteva farlo, tanto anche la Ronchi Auresina non sappiamo se la faremo o no, perché non c'è nessun comune del territorio che la vuole, non mi dica il contrario ovviamente, perché sennò allora ci dica chi la vuole, che lo sappiamo. È la stessa identica situazione, solo che la Ronchi Auresina compare in questi documenti, la variante Latisana no. Per cui se da qui ai prossimi mesi evidentemente ritorna in auge una qualche soluzione su Latisana, perché vede, lei giustamente dice troviamo anche un'alternativa possibile, qua non si parla neanche di alternative, non c'è, non esiste più. Potevano tranquillamente farlo, mettevano le alternative o non ci sono o lasciamo l'alternativa zero, che è sempre una delle alternative come scenario zero, non l'hanno fatto. Per cui sicuramente vedremo quello che succede in avanti. Al momento, come lei ha detto, temporaneamente sospesa, io dico che è stata accantonata perché qui non compare e non c'è scritto neanche nulla sulla temporanea sospensione della linea. Chiudo sul calcolo sommario della spesa perché sinceramente fare una valutazione impatto ambientale su opere di cui non si sa né quanti tempi di percorrenza verranno ridotti, né quanto costeranno, io credo che sia una cosa che anche a livello ministeriale si possa definire inaccettabile. Grazie.